L'estate sta andando in archivio e l'autunno porterà con sé l'influenza stagionale. Niente di strano fin qui, ma quest'anno l'influenza e il coronavirus, che hanno alcuni sintomi in comune, occuperanno la stessa finestra temporale e sarà molto importante poter distinguere l'uno dall'altra. Un modo per ridurre complicazioni di questo genere c'è ed è il vaccino antinfluenzale. Le dosi destinate al Veneto sono 1,5 milioni per una spesa di 8 milioni di euro, ma sarà necessaria la collaborazione da parte dei cittadini per un'adesione forte alla campagna vaccinatoria. Posso solo ricordare che noi per primi come Regione abbiamo acquistato 1,5 milioni di dosi, investendo oltre 8 milioni di euro. I vaccini in Veneto non sono obbligatori, sono raccomandati e quindi è facoltà di ogni cittadino provvedere alla vaccinazione per l'antinfluenzale, che è una campagna che si fa tutti gli anni. La campagna inizierà fra poche settimane e si svolgerà come sempre grazie a una stretta collaborazione fra le ULSS del Veneto e i medici di base. Con l'autunno, con l'arrivo dei vaccini, perché poi le aziende dovranno fornirli, ma è quella classica campagna che abbiamo sempre fatto, che storicamente il Veneto ha fatto, e ovviamente in collaborazione poi con tutti i medici di base.